e l'orologio segna 2:40. Ma Izzo è svuotanata a votare ceneriera. Ha cenato solo pure stasera, non mi ha tagliata manco una guardata. Ha messo a posto in la cucina e quando ha fornuto mi ha chiuso la porta in faccia per salute. Trasferendo la stanza letto, che voglio lasciare, e ci domanda qualcosa. O faccio mi trattenere, che situazione brutta ci creiamo. Però penso che un mese appiccicato è già abbastanza. Allora piano piano mi avvicina e dinda una carezza la sussurra scusa. E che mano so in testa in mano a comincia a parlare. Facciamo amore ancora, ma non mi respirare più forte prima. O freddo che sti notte sai mi abbraccia, quando da dorme non mi guarda in faccia. Facciamo amore ancora, non mi muta più le spalle rindoliette. Si scema se mi fai che sti rispetto, non giuro sto cuore in tuo cassetto. Ma quando sarei se tu mi cadevi, nessuno mai potesse venire posto dove per sempre a fianco a me. Facciamo amore ancora, non mi sporca con una di pensiero, quella che è successa è cancellata, perché in tuo cuore mio ci resta tu. Ti giuro tutto che la capo tu, però tu mangi a tavola come una volta. Chiaro, facciamo ancora amore tutte le sere. E se telefona qualcuno e non ti risponde, tu sai che fa? Abbuffa le parole, chiama la puttana. Facciamo amore ancora, ma non mi respirare più forte prima. O freddo che sti notte sai mi abbraccia, quando da dorme non mi guarda in faccia. Facciamo amore ancora, non mi muta più le spalle rindolette. Si scema se mi fai che sti rispetto, non giuro resto cuore in tuo cassetto. Ma quando sarei se tu mi cademi, nessuno mai potesse venire posto dove per sempre a fianco a me. Facciamo amore ancora, non mi sporca con una di pensiero, quella che è successa è cancellata, perché in tuo cuore mio ci resta tu. Buonasera, buonasera a tutti da X Papi Television. Andrà in onda adesso il programma Napoli, un programma come ospiti ho il grande maestro Luca Allocca, Gino Polese, Rosanna Prea. Facciamo un bel applauso a questi magnifici artisti della canzone partenopea. Allora, vorrei ringraziare prima di tutto, questo programma è Napoli, un programma dedicato al grande Pino Daniele e poi un programma dedicato anche al grande Papele, va bene? Loro ci guardano da lassù. Vorrei ringraziare gli sponsor. Allora, voglio ringraziare Alleno Gastronomia Macelleria Gennaro Caccavale, sito in via Nazionale delle Puglie 254 Casoria, Napoli. Poi vorrei ringraziare
Giottotica, via Giotto 17, Cittadella Casoria Napoli, in cui ha messo in palio questa settimana anche questo paio di occhiali di un costo di 110 euro. Vi dovete indovinare quanti fagioli ci sono in questo contenitore. Chi mi indovina vincerà questo bellissimo premio. E non è finita qui, ci saranno altri premi che dopo vi dirò man mano durante la trasmissione. Allora vi dico il terzo sponsor, che è Amarenna e Mammà, via Campana 235, Pozzuoli Napoli. Marenne, pizza, piatti caldi, sfizi e fritti, ottima qualità. Poi ancora ringrazio ristorante e pizzeria Pulcinella, via Nazionale delle Puglie, Cittadella Casoria Napoli. Ancora ringrazio il Bar Dandi, gelateria e pasticceria, piazza Primavera 21, Pomigliano d'Arco Napoli. E ancora ringrazio Free Bar, aperto 24/24, Cornetti Caldi, via Nazionale delle Puglie numero 51, Pomigliano d'Arco Napoli. Ancora un bel applauso per tutti gli sponsor che ci accompagnano in questo programma. Adesso vorrei posare i telecomandi, metteteli a posto che c'è un puntatone stasera. Abbiamo un ospite che dopo vi annuncio. Lo diciamo? Lo diciamo dopo? Lo no? diciamo dopo, allora è una sorpresa per tutti quanti voi, quindi... Già c'è telefonata, mi sembra. C'è già una telefonata? Non lo so, vedo. La vendiamo? C'è. Sì. Un saluto al fonico, al cameraman e al grande Carmine. Allora, Gianluca, Salutiamo. Bruno, Carmine e Marco. Pronto? 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 Buonasera. Buonasera. Buonasera pure a te Vittorio. Ciao, chi è al telefono? Buonasera. Sono benvenuto. Rosa da Barra. Ciao Rosa. Salutoni a tutti voi bambini. Grazie. Dimmi tutto, Rosa. Vittorio, vorrei fare dei saluti. Sì, come no. Allora, un bacio forte in particolare a mio marito Fernando. Mi associo. Poi un bacio a Manuela e a Federica. Un bacio a Patrizia, Enzo e Alessandro. Un bacio a Rosaria, tua moglie. Teresa, Bruno, Daniele, Manuele e Giacomo e Giuseppe. Va bene. Senti, vuoi giocare, Vittorio, Rosa? poi Vuoi giocare? fammi giocare, Mi saluti tanto il caro amico Enzo Paudice e moglie? Sì. Allora, questa sera, mi sai dire, ci sono un paio di occhiali di un costo di 110 euro offerti da Giottotica, via Giotto Cittadella Casoria Napoli, che è della Giusta Cavalli. Mi sai dire quanti fagioli in questo contenitore ci sono? Dico 300. Quanto? Quanto hai detto? 300. No, sono pochi. Di più, molto di più. Vabbè, però non è finita qui, ti faccio giocare con le buste. Rosanna, se mi dai Sì, una ti mano... aiuto. Allora, scegli una busta da 1 a 10. 6. 6, vediamo la numero 6. Eccola qua. La 6. Apro? Rosa? Sì. Rosa? È vuota. Mi Non c'è dispiace. niente. Non fa niente, per la prossima. Va bene, un saluto a tutti, Un grazie. bacio a Rosanna, a Gino e al maestro. Grazie. Un La bacio. canzone a piacere, sapete già. Un salutone a Senz'altro. tutta Barra, a tutti gli amici. Ciao, nostri. buonasera, ciao. Ciao. Ma Ciao Rosa. ci vuoi far sentire una bella canzone? Certamente, sto qua per questo. Che cosa ci canti stasera? Io ho scelto Russulella. Russulella, canta il maestro. Del grande Mimmo Rocco. Grande Mimmo. Buonanima Vittoria Mimmo Assoluta. Rocco, grande. Canta il maestro Luca Allocca. Russulella, Russulella, attenda non ti dispiace. E te vadessa mai con la gamma, e mai la vota
c'è sta casa, sdraiata sempre un coppo al divano, cuppietta nel rossetto innanzi a me. Rossole, rossole, attenda non mi danno dispiacere. Rossole, rossole, la voglia tanto bene so sincero. Ma si torna a casa qualche sera e stonchi malumore attendo a te. Ti faccio una carezza, sta faccella, te levasi bellezza. Rossole, usaccia di una luce che sorrà e stavo quella in una fonda di mela che sono conosciuti in tuo quartiere e voglio carisciare di me. Rossole, rossole, a te non mi danno dispiacere. Rossole, rossole, la voglia tanto bene so sincero. Ma si torna a casa qualche sera e stonchi malumore attendo a te. La faccia una carezza, sta facendo, levasi bellezza. Rossole, rossole, la rossole, attenda non mi danno dispiacere. Bravissimo. Bravo, bravo, Grazie. maestro Allocca. Benissimo, bellissimo. Bella canzone del grande Mimmo, grande amico nostro. Telefonata? Bellissimo. Pronto? Ciao Pronto? Tonino. Buonasera, Buonasera signora. volevo fare i complimenti per la trasmissione. Grazie. Qual è il suo nome signora? Rossella, Rossella da Pompigliano d'Arco. Pomigliano d'Arco. Ciao Benissimo. Rossella, buonasera. Un saluto Benvenuta a tra tutti noi. gli amici di Vittorio, sei Pomigliano. bravissimo, Io ti ringrazio. Ecco qua Vittorio. Sposta complimenti. Grazie. Allora, Vuoi giocare, Assunta? Rossella. Ah, Rossella, scusa. Rossella, Rossella. Vuoi Rossella, giocare? vuoi indovinare quanti fagioli ci sono? Vincerai un paio di occhiali Bellissimi, tra parentesi questi occhiali. offerti da Giottoottica, via Giotto 17, Cittadella Casoria Napoli. Mi sai dire il numero cui contiene questo contenitore? 2000, No, mi dispiace, però ti faccio giocare con le buste. Allora, eccoci qua. Segni da 1 a 10. La 6 già è stata scelta. Tranne la numero 6, signora. la 9, Vediamo un po' la 9, se hai vinto qualcosa. Io apro, Rossella. sì, Rossella, mi sembra che ho Mi vinto sembra- qualcosa. C'è qualcosa? Allora, hai Wow, vinto? hai vinto. Brava. Bravo, bravo. Allora, hai vinto 2 caffè, 2 cornetti offerti da Free Bar. Va Benissimo. bene? Via Nazionale delle Puglie 51. Mi puoi contattare Complimenti. sul numero pressione, va bene? Mi chiami Va a questo bene, numero buonasera. domani, ci mettiamo d'accordo, va bene? Non adesso. buonasera, va Ciao. bene. Buonasera, Rossella. grazie. Un bacio. Ciao, ciao, buonasera. Allora, adesso è la volta della grande artista Rosanna Prea. Ti ringrazio Vittorio. Io volevo innanzitutto salutare lo staff di Xipapi, nonché te che ci ospiti ogni settimana in questo meraviglioso programma, il maestro che ci accompagna con la chitarra, e salutare tutti gli amici da casa che ci In seguono. particolare vuoi salutare In qualcuno? particolare voglio salutare Angela Di Agnano, ci associamo ai nostri carissimi saluti e lei Con fa Ciro. i suoi auguri, ecco anche noi ci associamo agli auguri per domani che è San Ciro. Ah, Quindi un domani è bacio San Ciro. forte a te Angela con tutta la tua famiglia,
le tue bambine. Va bene? Allora, Un bacio io- fortissimo. Noi facciamo gli auguri, diciamo, anticipati per il mio collega Ciro. Ciro, sì, che Ciro. sono mastico anche Mariota, domani. insieme con la moglie E poi Tina, volevo di salutare- Portici. Volevo salutare Ciao, anche Ciro. Mario da Somma. Anche Mario. Bacio Mario. Ciao Mario, a Va te e a bene? tutta la tua famiglia. Allora approfitto. C'è telefonata? Sì, c'è Ok, telefonata. vai Vittorio. Pronto? 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 Sì, buonasera, con chi abbiamo il piacere? Sono Emanuela da Barra. Come? Valeria. Valeria, ciao Valeria, buonasera, benvenuta Emanuela tra da noi. Barra. Sì, dimmi Valeria. Tutto bene, Vittorio? Tutto bene? Complimenti alla trasmissione. Grazie Valeria. Mi saluti a Rosaria, a Teresa, a tutti. Va bene. Grazie. Anche Gino e Rosanna. Grazie. Grazie. Maestro, Grazie Il Valeria. maestro. Certo. Grazie. Va bene. Vuoi giocare? Vuoi giocare? Ok. Mi ascolti? E la busta. Sì, allora no, aspetta, devi indovinare prima quanti fagioli ci sono in questo contenitore, vincerai un paio di occhiali della Giusto Cavalli. Mi sai dire 1500 fagioli? quanti fagioli ci sono? Quanto? 1500? No, 1500. diciamo che sono molto di più, va bene? Così diamo una mano, Ah, ok. va bene? Sono Adesso ti parecchi. faccio giocare alle buste però. Allora, Ok. da 1 a 10 tranne la 6 e l'altra busta era la numero 9. Dimmi 7. la 7, vediamo un po' se la 7 c'è qualcosa. Anche tu hai vinto anche tu da Free Bar 2 cornetti e 2 caffè, anche cornetti di notte, anche questo puoi andare col fidanzatino la notte. Ah, ok. Va bene? Mi contatti sul numero telefonico. Va bene? Ciao. Ciao, Valeria. Buona serata. Ok, Buona serata. ciao. Ciao, ciao. Ciao. Allora, Rosanna, io approfittavo. Io volevo cantare Perché te voglio, che è una canzone che fa parte di un mio CD, Attimi, e la volevo quindi dedicare a tutti coloro che ci seguono da casa, anche qua nello studio, eh? Va bene? Se siete bene. pronti dalla regia? Rosanna Aprea. Vai Gianluca, vai. Non siete pronti? No. Allora, io approfitto per fare Allora dei facciamo saluti. dei saluti, vai. Sì, allora, Santa e Walter, i miei amici di Pomigliano, ciao Walterone, alla dottoressa Trotta, qua è famiglia, al dottor Vincenzo Laventura e al collega Luigi Cerbone con Martello la rispettiva Attimi. famiglia. Rosanna Preattimi, numero 1. Numero 1. 1. Ah, telefonata. Pronto? Telefonata. Pronto? Sì, buonasera, con chi abbiamo il piacere? Signore, sono la signora Maria da Casoria. Gentilmente, se è possibile, vorrei fare degli auguri di un buon compleanno anticipatamente alla signora Maria. Comunque è una sua parente, il signore con gli occhiali. Ma lei come si chiama, scusa? Io mi chiamo Maria, Maria, da dove ci chiami Maria? da Casoria, Ah, della da- zona di Piartino. Ah, ho capito. Un saluto a tutti gli amici di Arpino Casoria. Per cortesia, vorrei fare degli auguri anticipatamente alla signora Maria per il 14 febbraio. Va bene, anche da parte nostra, tanti auguri alla signora Maria. Grazie. È una sua parente proprio. Ho capito. Poi vuole giocare? Grazie. Sì, vuole giocare? Grazie. No, grazie. Va bene, buona serata, arrivederla. Siamo allora. Se non riesci a trovarla, vai con una canzone qualsiasi. E la traccia 1, Gianluca. Va bene? Telefonata? Canto? Eccola qua. Una bucita serve per parlare e non mi dice mai una verità. Sfuggi sempre dalle mie carezze, non può stare solo con me. Ho paura di farlo
resti sempre con la testa in giù. Nei tuoi occhi non posso guardare, ma perché t'aggira là. Le tue mani su di me restano solo un desiderio che cresce sempre dentro me, che amo te. Perché da moglie non lo sai, ogni amore non sa già aspettare. Non sei per me come così importante, io resto vita passo insieme a te. Pigliamo con tutta forza, mamma felice, stringimi in te braccia e vedrai che poi la vita ci sorriderà. Mano a mano mi volesse stare vicino al mare per guardare con te. L'onna come va serena in un gabbiano voleva. Forse non si innamora di me, tu non mi pensi come pensa a te. Dintre agli occhi mi scende una lacrima che tu non vuoi sciutare. E dimmi la verità, pure se troppo non voglio accettare che nel tuo mondo te ne andrai senza di me. Perché da moglie non lo sai, ogni amore non sa già aspettare. Non sei per me come tu sei importante, io resto vita passo insieme a te. Pigliamo con tutta forza, mamma felice, stringimi in te braccia e vedrai che poi la vita ci sorriderà. Grazie, Brava, brava. grazie. C'è telefonata? Volevo ricordare gli autori che erano Cara Donna e il maestro Alberto Costa. Vittorio, Sì, io penso che è venuto il momento di telefonata. Sì. sì. Pronto? 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 Giovanna da Napoli. Ciao Giovanna, buonasera e benvenuta tra noi. Ciao Giovanna. Dimmi tutto Giovanna. Volevo fare complimenti per la trasmissione Grazie. a te Vittorio, a Gino Polese, alla Modi e anche al maestro. Grazie, Giovanna, grazie, grazie. Gentilissima. Complimenti. Da dove chiami? Da Napoli, Giovanna? Posso fare dei saluti? Come no? Sì. chi- Allora, in primis saluto il mio fidanzato, gli Certamente. faccio tanti auguri perché per la sua nuova vita da militare. Quando ti sposa non ti scordi Poi- noi, No, non mi preoccupate, vi mando l'invito. Va bene, Va grazie. bene. Poi ai la mia famiglia, ai miei suoceri, ai miei cognati Valentina e Mirko Sì, e un bacio forte alla nonna Ida. va bene, ci associamo. Vuoi giocare? Sì, sì. Allora, quanti fagioli contengono in questo contenitore? Ti regalo, se indovini, un paio di occhiali. Dimmi. 2200? Quanto? Quanto? 2200. No, mi dispiace. Però non è finita qui. Ti faccio giocare al gioco delle buste. Un po' difficile, un po' difficile. Un po' difficile, comunque questi sono più di fagioli. 3.000, va bene? Lo diciamo. 8, 5. Ho capito. Scegli una busta. Allora, scelgo la numero 2. 2, vediamo un po' la 2. Eccola qua. La 2, questa qua. La numero 2. Sì, la 2. Ecco qua. Mi sembra che tu sei sembra. fortunata. No? Vediamo un po'. Allora, Ah. brava. Brava. Hai vinto una bottiglia di vino pregiato, Vino di Montepulciano d'Abruzzo, Colle Cesi, offerto da
Caccavale Gennaro, sito in via Nazionale delle Puglie 254 Casoria. Va bene? Grazie mille. Mi telefoni domani, va bene? Ci mettiamo d'accordo. Vai a ritirarlo. Buona serata e grazie della chiamata. Va bene? Ciao, ciao. Allora andiamo con l'ospite. Sì, Io direi proprio di sì se l'ospite io è pronto. direi di andare con... Abbiamo un grandissimo personaggio. Allora, un grande Bellissimo. big della canzone partenopea, Un grande amico mio. un da grande anni. amico nostro, diciamo, Nostro. da Sì. tanti anni, più di 30 anni che canta. Era così, poi è diventato, diciamo come noi, Picciariello, però è un bravo artista. Prima telefonata. Prendiamo una Andiamo prima telefonata? Allora, pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera signor Verde, Sì, buonasera buonasera. al maestro e un bacione fortissimo Rosanna, Gino, finalmente dopo tanto tempo. Grazie. Grazie. Questa sera sono veramente contenta di rivedervi in televisione. Grazie. Ringraziamo. Con chi Sono Anna, chiamo parliamo? da Pompei. Come? E voi... Anna da No, Pompei. come? Anna da Pompei. Anna da Pompei. Sì, Mamma mia. benissimo, Sì, bellissima senti, Pompei. Rosanna, Salutiamo tutti gli sicuramente- amici. Dimmi Anna. Salutiamo tutti gli amici di Pompei, sicuramente voi non- Castellammare. Ci siamo Sì, un po'- sì, sì. Sicuramente voi non ricorderete, tanti anni fa avete cantato al mio matrimonio. Rosanna, una bellissima Ave Maria in chiesa. Sì, ricordiamo che io veramente mi fa piacere. Vittorio, che seguo da voglio... tanti Ma che anni. Scusami Anna, lo volevo ricordare che per tutte le persone che ci seguono è che io sì, canto anche ai matrimoni in chiesa, tutta la funzione, tutta la celebrazione, sì, tutta la celebrazione. Mi avvalgo di un grandissimo maestro al pianoforte che è il maestro Gennaro Carbone e del maestro Caiazzo al violino. Quindi lo voglio dire per tutte le persone che magari si devono sposare e vogliono questo evento un po' più particolare con la nostra musica. Benissimo. Va bene Anna, dici tutto. Vuoi giocare, Anna? Ok, niente. Grazie. No, vabbè, non fa niente. Ho chiamato Per solo per salutarci, salutare per Gino e salutarci. Rosanna, non è un Grazie. problema. Anna. Gioca Grazie. perché ci sono un paio di occhiali Paio di occhiali, bellissimi, Ci sono degli occhiali ok. bellissimi. Lì, E allora diciamo il numero Eh, 3402. No, mi dispiace. no, E mi sembra voi, sopra di sotto. meno? Non aiutiamo? Sono di più, Ancora di più. ancora di più. Beati chi la ok. contate che li fa già. 10.000. Grazie Anna. Ciao Anna. Allora, Un bacio. presentiamo l'artista, va bene? Sì, Prendiamo un po' le il telefonate. nostro grande amico. Vabbè, Allora, le il suo possiamo prendere nome anche e il suo insieme a lui. cognome incomincia con la lettera T, ti amo. Tutti e due. Signori, è con noi il big della canzone partenopea, Lino Tozzi. Benissimo. Al centro. Tony, ciao. metto da me, vieni qua. Al centro. Vieni qua, Non vedi. preoccuparti. Grande, grande. Per la gioia di tanti amici abbiamo veramente un big della canzone Poi partenopea. grazie, non esageriamo, perché qualcuno veramente su critica. Ma è E la poi verità. tu, tra l'altro, hai una voce particolarissima. Ti ringrazio. Non sei un solito cantante partenopeo, ma una voce veramente particolare. Grazie, Molto. gentilissimo. Personale, è stato sempre Personale, personale. sì, Tonino è molto. stato sempre personale, canzoni sue personali e non ha mai Vittorio, prego. cercato di fare chi là e chi là, è stato sempre lui. Mi dici da quanti anni Lino canti, Tozzi. Lino? Allora, ho iniziato il 78, ho iniziato prima come conduttore di una radio Antenna Foria. Con il grande Antonio Primavera. Antonio Primavera, Raffaele Accardo, in cui è scomparso in questi Sì. giorni, ti mando tante condoglianze per la famiglia Accardo. E poi dopo ho incominciato, poi dopo ho fatto sceneggiate con Patrizio e poi dal 78, fine 78-79 ho incominciato a cantare. Grazie a Patrizio ho incominciato a cantare. Ci dici i tuoi successi? Vabbè, No, i più che ti ancora sono l'anno fa per dire. ce ne sono tanti. Ah, ci sono delle belle canzoni, però I successi ci sono, guarda. vabbè, sono state delle canzoni belle popolari che mi hanno dato tanto. Ce ne Tanto sono successo. perché Se non ci stai tu. tu hai fatto un Sì, sacco non ci di stai album, tu, sì, non ci stai- Tonino, hai Sì, fatto un ciao, sacco sì. di album. Sì, ho fatto
26-27 CD, tra cui 4-5-45 giri, perché come ben tu sai allora si iniziava con i 45 giri con Vittorio Annuna, con Augusto Visco. Io ho fatto la presence di Poldio all'epoca. Infatti stavamo io e Finizio il primo con Toniglio e Felice Genta. C'è qualche CD in programma, qualche cosa? No, niente. Probabile che forse ci saranno 2 canzoni nuove, però non so, penso prima dell'estate sicuramente. Stasera che cosa ci fai ascoltare? Adesso facciamo un mix, dura un 4 minuti, dimmi una canzone, alcune canzoni e poi... Signori, per voi Lino Tozzi. Grazie. Ti prego, Lourdes Mamade, non può decidere assurdo, ci che capi, e mano insieme con te, sfido una se tu stai con me, regalami l'ultima chance, e poi decidi tu. Lino Tozzi. Grazie. Lino, ci hai fatto venire sempre i brividi come al solito, sei sempre bravo. Ti ringrazio. Tony si gentilissimo. sembra che lo sai, lo sai. Grazie Gigi, non di meno. Si Grazie. chiama Tonino perché
Chi ti conosce così? Il mio nome è Antonio, è Tonino. Antonio Di Gennaro. Bravo. Allora, non mi riesce a chiamarti Lino, perché oltre a essere colleghi, siamo proprio amici da Poi da c'è stato anni, sempre c'è stato- un certo rispetto tra noi, ed è una cosa bella. Bella, Rispettarsi bella, è una cosa bella, bellissima. Posso mandare un saluto anche per Come l'amico no? Camminillo Pavello, niente un meglio. saluto a lui e per tutta Io numero l'agenzia. uno. E alle tue fan. Ma non sai, io so Marco, perché pure Marco l'altro dice che è la stessa cosa. A Marco è A un Marco numero- Pagano, Lo speaker internazionale. della notte. C'è telefonata? Pronto? Pronto? Buonasera. Vittorio, buonasera. Con chi abbiamo il Sono piacere? Patrizia, la sorella di Rosa. Sì, E Vuoi- senti, complimenti alla trasmissione. grazie. Vuoi salutare Lino Tozzi? Sì, sì, un saluto lo faccio. Un saluto. Ciao Paolino, Patrizia. come stai? Buonasera, tutto a posto, tu come stai? Sì, bene, sto bene. Ah, Patrizia, devi giocare con... Senti, me la dedichi una canzone? Poi facciamo dopo. Senz'altro, certamente che ti dedico una bella canzone. Va bene? Grazie. Ti dedichiamo 10 minuti di Senti, telefonate, vorrei va fare i bene? saluti. Sì, Ah, sì, va 5 buono. minuti, va bene? Grazie. Sì. Vuoi salutare qualcuno ancora? Vai di Sì, fretta. Vittorio, a te, a tua moglie e No, tutta la no. famiglia. Stai con noi. Sì. Stai proprio con noi. Ti ringrazio. Saluto a mio Stai marito con noi. Enzo Ma quando te ne che vuoi te ne vai? mando un bacione anche a te. Ci associamo, un saluto a Enzo, un bacio a Enzo, va E bene? a Rosa, a Federica, a Fernando, a tutti comunque. Va bene Patrizia. Va bene? Salutoni. Ciao, Ciao, grazie. buona serata. Ciao. Un saluto anche per tuo fratello da parte mia. Un bacio. Salvatore Polese, Salvatore. ricordate la È venuto pagella, per mi te. ricordo. Vabbè, sì, no, a volte su Niente che è venuto Facebook. per te, Tony. A volte su Facebook rimane dei messaggi che veramente per dire su grosso. Ti ringrazio. Grazie perché mi dai questa importanza. Ti Lui ringrazio. diciamo gentilissimo. che è stato è stato quel ragazzo di Merola, Sì, bambino. nelle sceneggiate, sì. E poi quando vedi dei film di Merola, la voce di quel bambino, la voce però, Mm. è la sua. Ah, sì. Perché quello di Luvaglione è romano praticamente. Ah, E lui l'ha doppiato in napoletano. I film di Mario Mero lo voglio in giro. Ho capito, là come si chiamava quello là? Gennarino. Gennarino e che l'altro che si mettono a fare muro. là. Bravo, la voce è la sua. Abbiamo Ed è telefonata? un tuo fans. Pronto? Pronto? Buonasera, con chi abbiamo il piacere? Sono Pronto? Tonia da Fiorigrusta. Come? Teresa? Rosanna, Gino e Lino Tozzi, buonasera. Ciao, buonasera. Ciao Buonasera. Rosanna, come stai? Benissimo, Ma, no, perché ne sono solo 3. Benissimo, con chi abbiamo il piacere di parlare? Questa Rosanna, sono Antonietta. Ah, benissimo. Mamma mia, tu sapessi è la questa tua fan. ragazza Complimenti per la trasmissione. mi segue Grazie, da più Antonietta. di 20 anni. È una mia veramente ammiratrice. Noi siamo diventate amiche, però ci siamo conosciute così. Ecco perché lei mi telefonava Grazie. sempre allora alle radio, ti ricordi Lino? Bellissimo quei periodi, quei momenti passati. Come stai? Bene? Sì, sì, tutto a posto. Tutto Rosanna, bene. non mi dico niente. Ha detto Anita, la saluti? Sì, un bacio forte per Anita, per Salvatore, per Ferdinando, un bacione. Grazie. Per tutta la famiglia Izzo che ci segue, Anche loro ti anche salutano. Dagnano, Rosanna, Dimmi. allora, io vorrei sentire un brano, non lo so se sta in scaletta. Noi grandi con te. Senti, non lo so, perché ci sono alcune canzoni che non riusciamo a poter... Dobbiamo trovare una soluzione però. Sicuramente nelle puntate che faremo prossime la faremo, perché queste qua si devono scaricare Vabbè, allora un praticamente brano dai a dischi. piacere di tutti e Su due. canzoni Sì, ti vecchie, faccio ascoltare magari un corpo un'anima, va bene lo stesso, no? Va bene? Va benissimo. Va bene. Salvatore saluta Gino. Grazie Salvatore, un Un bacio a bacione. tutti quanti. Grazie. Anche, allora, Vuoi giocare? sì, allora, detto Ferdinando che quante ne sono i fagioli? Quanto? Non possiamo giocare. 4.500? 4.500. No, mi dispiace. Mi Non è. dispiace. Facciamo Ritenta. giocare un attimo la busta? Facciamo giocare con la Quale busta, busta dai. vuoi? Che numeri sono rimasti? 4, 3, 8, 5 5, 10 e e 1. 1. Quale vuoi? Facciamo 10, 10. Vediamo un po'. Eccola qua.
un poco, vediamo. Mi dispiace, è vuota. La prossima volta, Antonietta. La prossima volta. Vabbè, non fa niente. Va bene? Buona serata, ciao Grazie per Antonietta. aver chiamato. Buona Ciao, serata e un Antonietta. saluto anche a Lino Tozzi. Buonasera. Ciao Salvatore. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Prendiamo un'altra telefonata? Vediamo se c'è. Ah, ha detto prendi quello là del maestro e poi dopo lo, Sì, poi dopo rimetti lo a mettiamo a posto. Sì. Ho capito bene. Pronto? Buonasera. Pronto, sono Roberto Dagnano, maestro. Non ho capito. Poi il maestro, forse è per voi maestro. Pronto, dimmi. Roberto Dagnano. Ah, ciao Roberto, tutto bene? Tutto bene, maestro. Cosa mi racconti? Gino Polese. Ah, eccolo qua, Gino bene. È bravissimo, buonasera. Gino Polese. Grazie. Come ti chiami? Rosanna Prea, tua moglie. Grazie, ma non ho capito con chi parli a Roberto. Grazie, gentilissimo, grazie. Roberto ti chiami? Roberto Damiani, se ho capito bene. No, Roberto Dagnano. Agnano. Ah, Ragnani, scusa. Roberto, giusto. Tutto lo staff di Xepapi. Grazie. Grazie. Ah, Poi potrei giocare. Sì. Senz'altro, come no? Allora, mi sai dire in questo contenitore quanti fagioli ci sono? ma penso un 3007, 3008. 10.000. No, mi dispiace. Guardate. Diciamo che è un paio di occhiali della Giusto Cavalli, che è offerta da Giottotica, via Giotto 17, Cittadella Casoria Napoli. Ti salutiamo. Buona serata. Buona serata. Ciao. Lino. Facciamo cantare? Ciao, buona serata, grazie. Ciao Roberto. Lino, che ci vuoi cantare un'altra bella canzone? Tutte e due volevo sentire io, se A ce l'hai. tutte e due? Ecco, Vai, lo facciamo a tutte e due, vai, cantiamo questa qua. quella lì volevo sentire. Va benissimo, cantiamo questa, salutiamo adesso o dopo? Dopo. Dopo. Bene. Quella Va là, voglio benissimo. bene, A tutte e due. No, perché se è una cosa o la faccio o non la faccio. Signori, proprio. Lino Tozzi in tutte Ok. e due. Ah, c'è prima una telefonata, mi hanno detto. Ah, Una- telefonata. Ancora? Sì. Pronto? Sì, chiamano continuamente. Pronto? Che bella voce. Squillante. Chi è? Telefono? Sono Luca, il figlio di tua cugina, zia. A me? Sì, Luca. Ah sì, uno solo adesso. sì, Poi una non sola, sa, sacco. Luca. Rosanna. Ci guadagnate bandiere, non so. Luca. Ciao Luca. Ciao zia. Però non ho capito chi è Zia. Luca. Sicuro che non ho sbagliato. Il Luca, figlio di Rosanna Prea. il figlio. È impossibile. Nonno Michele. il nipote di Rosanna Prea, Ma Michele. sarebbe quella Rosanna tua cugina. Ah, amore, già. No, perciò non avevo capito. Tu hai detto il figlio di Rosanna Cioè, Prea. lei c'ha una cugina. Io che ho si mia chiama cugina Rosanna che si Prea. chiama Rosanna Prea. Ovviamente dici io sono il figlio, però mio figlio si chiama Antonio. Appunto, Hanno che tu bregato in volevi. lingua. Va bene, Luca, ciao. Come stai? Si contento. Un bacio a mamma, un bacio a papà e un bacio a zio Michele. Va bene. Scusami, al primo impatto non avevo capito. Vabbè, mi aspettavo la telefonata di mamma più che altro. Un bacio forte, ti facciamo ascoltare le nostre canzoni. Vuoi giocare? Sì. Quanti Fallo tu. fagioli? Quanti fagioli? 5.000. No, mi dispiace. Io non lo so. Però No? vediamo se sei fortunata con un premio, va bene? Queste qua sono. Vai Rosa. Allora, quale busta vuoi? La numero 8, 1, 4, 3 e 5. 4. 4. Vediamo la 4. Eccola qua. La vedo piena, La sento anch'io. Senti? Abbastanza Vediamo un solida. poco. Vediamo. Allora, hai vinto 2 panini, allora, offerti da Amaren e Mamma. Sì. Dillo tu, vai Rosanna. Amarenne Mamma che si trova in A via Cam- Campana 235 Pozzuoli, Napoli. Salutiamo Peppe. Ciao, Peppino, ciao Peppino, un saluto a te e famiglia. Bravo. Però cantante, per ritirare cantante. questo buono devi contattare Vittorio, Non eh? ci dimentichiamo la cantante, come si chiama? Va la cantante? Va bene Luca?
Vittorio. Un bacio. La cantante, come si chiama? Un bacio a Quella- tutti voi di famiglia. Quella che è stata a Ciao. Peppino. Non mi ricordo il nome. Un salutone comunque. Quella ragazza che Quella ragazza canta, che benissimo, Un salutone. Bellissima voce. Ti salutiamo, buona serata. Ciao. Ci ha lasciato. Allora, possiamo presentare questo brano? A tutti e due. A tutti e due canta il big della canzone No. partenopea, Lino Tozzi. Aspetta, no, c'è un'altra telefonata. La prendiamo dopo. Telefonata? Facciamo. Facciamo dopo? Non c'è a tutti e due? No. Ah, non c'è. Scusi, se ne aiuto. Mi sono divise. A dove? Carmine, Vabbè, allora facciamo un'altra, vai, avvicinati. Scegli tu, Carmine. Avvicinati, va, facciamo avvicinati, vai. A posto. Seduto qui di fronte a me, non parli, non sorridi più. Solo silenzio intorno a noi, prendi il caffè, non guardi me. Vorrei spiegarti e dirti che non serve a niente tutto questo, lo sai. Io non so che dire, cosa fare, vorrei sparire, vorrei urlare, ma non ho forza dentro me, la gente intorno sta a guardare, e il gelo che c'è tra me e te non si vuole proprio scongelare, e tanto il tempo se ne va. Avvicinati e non fa che la faccio te prega, e non dice ancora che tu rindo cuore non mi tieni giù. Non è giusto che mori da niente, nei momenti più belli che abbiamo passato se porto vento. Non è giusto, già accarezzami. Come fatta a pensare un istante che io mi potessi passare da bocca, non mi esistere. Solo tu vita mia che non va se sei stata capace di trasire il tuo cuore e poi nessuno più. Mamma che dirò no, no, non può esistere, tu per me sei importante, sei grande, non ne sa te, non sarebbe importante la vita, basta solo un tuo sorriso, come basta buono cuore. Dai, paghiamo il conto, andiamo via, seduto qui non voglio stare, andiamo a casa mia a parlare, e se ti va un po' di scherzare, ascolteremo le canzoni che sulla spiaggia cantavamo. A Domerit io ti amo. Avvicinati e non fa che la faccio te prega, e non dice ancora che tu rindo cuore non mi tieni più. Non è giusto che mori da niente, nei momenti più belli che abbiamo passato se porto vento. Non è giusto, già accarezzami. Come fatta a pensare un istante che io mi potessi passare da bocca, non mi esistere. Solo tu vita mia che non va se sei stata capace di trasire il tuo cuore e poi nessuno più. Mamma che dirò no, no, non può esistere, tu per me sei importante, sei grande, sì, non ne sa te, non sarebbe importante la vita, basta solo un tuo sorriso, come basta buono cuore. E chiamiamoci una casa.
Ovvio che ci guardano tutti quanti. Ma come hai potuto pensare che io? Ma io non c'è a casa. Tu sai che ti voglio bene. E sei solo tu la vita mia. Grazie. Signori, un solo nome, Lino Tozzi. Grazie che ci sei venuto a trovare. Io ringrazio te, ringrazio Gino, ringrazio Rosanna, maestro Allocca, grazie. Un grazie anche per Carmine, grazie Tony, innanzitutto. è stato un vero piacere, è stato Piacere veramente un tutto vero mio. piacere averti qui. Grazie, come ospite. Lino. Grazie a voi. La settimana prossima c'è un tuo caro amico. Sì, Avete lo condotto diciamo. insieme un Avete programma condotto qua. insieme. E siamo stati anche Telefonata. ospiti. Alberto sì. il nostro Un saluto per Alberto. Un bacio. Ciao, un bacio. Scusami Vittorio, volevo un momento attimo, solo, un attimo. volevo mandare un salutone forte anche da parte tua, Tonino, al nostro caro Peppino di Bernardo. Certo. E ci associamo alla perdita del caro papà. Tante condoglianze alla famiglia di Infatti. Bernardo. E quindi ciao Peppino. Ciao a presto. Peppino. Un bacio, grazie a tutti e buonasera. Grazie. Ve lo porto. Grazie. Maestro, il microfono ve lo regalo. Lui. Pronto? Ci vediamo al più presto, Antonio. Un attimo solo alla persona che è in diretta. Un saluto per l'amico Lino Tozzi. Grazie. Ciao Lino. Pronto? Pronto, buonasera Vittorio, sono Mario da Somma. Mario da Vol. Buonasera Mario, benvenuto tra noi. Somma. Volevo complimentarmi per la trasmissione, veramente una bellissima programma. Grazie. Ti ringraziamo. Bellissimo programma. Complimenti a Lino Tozzi. Ciao, A Gino, ciao, Rosanna. Mario. Saluta, grazie Mario, un bacio forte. No, Sara, sei una grande, lo sa. Grazie Faccio Mario. pigliare collo da Gino, però. Non ti preoccupare, ma piglia Noi mai collo. scherziamo sempre con Mario. Mario è un nostro parente. Lo so. Il nostro Lo so. parente, lo diciamo e scherziamo È un mio sempre. padre. O compariello. Poi Gino, tu per Gino sei come un figlio forse un poco troppo Ma grande. figlio. No, Visto, è come se fosse Purtroppo rubato sono per me. 40 anni, lo so. È come se 40 fosse anni, rubato per me. lo conosci. lo conosci da 40 anni. Ecco quindi- guai che ci fatto. scusa. Ecco guai che facette. Comunque Mario, un Vabbè. saluto, tutti bene in famiglia? Tutto a posto, sì, tutto a posto. Tutto a bene, posto. allora ci vediamo al più presto. Va benissimo, va Dobbiamo benissimo. incontrare. Appena vabbè. possibile, Complimenti di nuovo, appena- complimenti per la trasmissione. Scusami, Grazie. appena si levano sti temporali, qua ci varim. Mario, vuoi giocare? Vabbè. Mario, vuoi No, ho giocare? chiamato solo per salutare. Ah, non vuoi giocare? Va bene. Grazie, grazie Mario, un Buona abbraccio serata. Grazie e un salutone mille. a Un tutta bacio a Somma. tutta la tua famiglia. Allora, Vittorio, scusami, un attimo solo, Magino. Prego. Volevo solo ringraziare sempre gli sponsor che Ciao, Mario. nominiamo. Va bene? Allora, vorrei ringraziare l'Enogastronomia Macelleria Gennaro Caccavale, sito in Via Nazionale delle Puglie, 254 Casoria Napoli. Poi ancora volevo ringraziare Giottotica, Via Giotto 17, Cittadella Casoria Napoli. Ancora Amarenni Mammà, sita in Via Campana 235, Pozzoli Napoli. Ancora ristorante e pizzeria Pulcinella, Via Nazionale delle Puglie 304-306, Cittadella Casoria Napoli. Ancora voglio ringraziare La Voglia Calda Girarrosto a Legna, Paninoteca e Pizzeria. Salutiamo. Ciao Salutiamo. Pino, ciao Pino. Ciao Pino, ciao Mena. Mena e salutiamo Alfredo, o meglio pulire la Campania, insieme a Enzo il pizzaiolo. Ciao ragazzi, un saluto e un bacione da parte Fortissimo, nostra. un abbraccio. Al Va Bar bene. Dandi, gelateria e pasticceria, Piazza Primavera 21, Pomigliano d'Arco. Ancora volevo ringraziare Free Bar, aperto 24/24, Via Nazionale delle Puglie, 51 Pomigliano d'Arco Napoli, anche cornetti di notte. E ancora, se mi permettete, io approfitto per mandare dei saluti. Certo. Ancora al mio amico Pererano Giuseppe con sua moglie e famiglia, a Lina e Peppa, mia suocera, poi a Gino e Giovanna,
a Teresa, Bruna, Giacomo, Maria ed Emanuele, a Rosa, Fernando, Manuele, Federico, a Enzo e Paudice con la signora, poi a Salvatore e Laura, i miei cuginetti, con Affonso, con la consorte, a Don Ciro di Sant'Anastasia, con la moglie Maria e i figli Marco e Gianluca. Adesso ci dedicate un bel brano dal vivo, diretto dal maestro Luca Loca. Che cosa ci fate ascoltare? Sì, un momento solo, Vittorio, facciamo prima dei saluti per la mia famiglia, per mia mamma, sì, un attimo solo. E per la Liana, Laura, eccetera, per Salvatore. Per tutta la famiglia Polese, e poi volevo salutare mia mamma e mio padre. Un bacione fortissimo per mamma e papà. E per gli amici nostri che sono Paolo, Anillo e famiglia, Tina, poi c'è salutiamo Antonio con la moglie Marilena, ancora e poi Ciro, Luigi Russo, non ci dimentichiamo ancora di Ciro con la moglie Tina di Portici, va bene? Sì. E domani è il suono massimo. Antonietta Izzo, che dedichiamo sempre questa canzone. Allora, però prendiamo prima la telefonata. Pronto? Lo Sannapea, mi chiamo Mimmo da Cavezzero. Buonasera. Mimmo. Mimmo? Da Cavalleggeri. Da Cavalleggeri. Ciao Mimmo. Ho visto mercatini di Cavalleggeri tant'anni fa. Come? Ho visto mercatini di Cavalleggeri tant'anni fa. Alcuni anni, di sì, perché io abitavo prima in via Diocleziano, quindi ci troviamo nella stessa zona. Adesso non abito più lì. Di Casagnano, lo sanno? Come? Di Casabassagnano. Agnano. Agnano? Sì. Senti la canzone italiana. Sto di casa qua, vedi, da Papele. Papito, Sannapea. Facciamo casa e potere, praticamente. Senti, tutto bene? Sto bene, senti la canzone di Maggio Mera Gino Polisi. Grazie. Grazie. Mimmo, vuoi giocare? Sì. Oh. Sì. Vai, Allora, quanti fagioli contengono qua? Ti faccio vincere un paio di occhiali. 25. Quanto? 25. No. 25. Ciao bella. Ciao, buona serata. Non è così. Ciao. Questo, Allora, stavolta l'hai fatto difficile, andiamo con questa canzone dal vivo che dedichiamo a Carmariello, compagna mica le piace la dedico anche a mio padre. Anche per un classico. Ti piace un classico? Aspetta, devi salutare, voglio salutare un attimino a Mario Guglielmelli, la signora Maria, al mio amico Maurizio Falduti, al dottor Guido Stompanato. Ciao Guido, buona serata anche a te. Voglio mandare anche un saluto al figlio di Carmine, Luigi Ivone, un bravo artista neomelodico che sta facendo il disco nuovo, vero? Che uscirà fra qualche 15-20 giorni, qualche mesetto il disco nuovo di Luigi Ivone. Ok, allora per tutte le persone che ci fate ascoltare, che hanno chiamato in diretta, che allora, una canzone bellissima di Pisano Cioffi. Bravo. Mi ricordo benissimo gli autori. È Nasera e Maggia. Di Pisano Cioffi, accompagnato dal maestro Luca Locca, Nasera e Maggia, Gino Polese e Rosanna Pre. Quando viene appuntamento, guardo mare, guardo il farone, si da para alla non risponde, stai distratto come che. Io ti tengo dentro cuore, sono sempre innamorata. E ti stai scordando quando si dice sì di rammento non sa da fa morire un cuore amante tu mi dici sì nasere e mo pieno coraggio e
Bravissimi. Grazie. Grazie. Regia, Grazie. ti è piaciuta regia? Ovviamente l'abbiamo Carmine. abbreviata per tempo, Grazie, l'abbiamo grazie. abbreviata, Perché avere un parere da Carmine è importante, lui è un cultore della canzone napoletana classica, le piace assai e io ce la dedico sempre. Va bene? Allora c'è telefonata? Prendetela voi, prendetela un attimo. Pronto? C'è un rumore però, Pronto? Pronto? Buonasera, con chi abbiamo il piacere di parlare? Buonasera. Buonasera. Sono Simona da Fragola. Simona, Ciao, Simona. che piacere. Hai chiamato anche l'altra volta? Complimenti, siete bravissimi. Grazie Simona. E complimenti per la trasmissione a Vittorio. Grazie, grazie. Vittorio, dove te ne vai? Vittorio, entra in scena. Tu sei desiderato. Non scappare. Ciao, grazie. Simona. Ciao Simona. Simona, vuoi giocare con noi? Sì. Va bene, mi sai dire in questo contenitore quanti fagioli contengono? Ti faccio vincere un bel paio di occhiali della Giusto Cavalli, offerti da Giotto Ottica, via Giotto, Cittadella, Casoria, via Giotto 17. 7.000. No, mi dispiace, però ti faccio giocare con le buste, va bene? Va bene. Può darsi che qualcosa vinci, vediamo un Sì, va poco. bene. Allora devi scegliere tra la 3, 8, 1 e la 5. Sì. Vediamo un poco. Quante belle telefonate. Mi dispiace, è vuota. Ti dispiace? Ciao, Vale per la Simona, prossima. grazie Vale per della la prossima telefonata, volta. grazie. Un saluto in famiglia, va bene? Gino, ci canti tu qualcosa? Sì, io vorrei cantare un'altra mia canzone che feci nel 98. Il brano è molto bello, dedicato a tutte le mamme di Napoli, e si chiama proprio E Mamme Napoli. Signori, Va bene? Gino Polese con E Mamma e Napola. Ok. La numero 2. C'è? Sì. Non è questa, non è questa. È nell'LP E Mamme Napoli. Gianluca? Nella cartella E Mamme Napoli. Un bacione a Daisy. Vabbè, Ciao mandiamo Daisy. dei saluti, forza, mandiamo prima Allora, dei saluti. un saluto lo facciamo al dottor De Vero, a Daisy, a Maria. Eccola qua. Eccola qua. Via. qua. Allora, per Mena, Angela e famiglia, va bene? Sta canzone è nata qua, in devi che sta città, tanta storia a raccontare, com'è difficile a campare. E mamma son che prima a se sacrifica, quando avere le figlie suoi e gli anni a soffrire, si mettono contro munna ma non ne fa toccare, ma parola più bella del mondo si chiama mamma. Se mamme Napoli, in tasti che può trovare. Se mamme Napoli, che la soffrono senza parlare. Verennano figlia che sta carcerata, aspettano che l'ora settimana va sobracciare. Se mamme Napoli, quando problema sanno affrontare. Se mamme Napoli, sua ricchezza e sta città. Quando non vado non ci sta, la mamma sola che può fare.
ma siamo non sa che bene, si può pure innamorare. Ma mamma è una sola e non si può bagnare, e canta sta canzone perché voglio bene a te. Stessa riuno per me a mangiare mamma, si chiude l'occhio e pensa a te, torna creatura, sai mamma. Se mamma Napoli, in la stivi che può trovare, se mamma Napoli, che la casa offrono senza parlare, parenna non figlia che sta carcerata, aspettano che l'ora settimana va sopracciare. Se mamma Napoli, quando problemi sanno affrontare, se mamma Napoli, sta città. Se mamma Napoli, Mamma Napoli, Gino Polese. Bella sta canzone, molto, Bellissima, molto bella. veramente bella. Maestro, ci vuoi dedicare un'altra bella canzone tua? Certamente, farò ascoltare di Capaldo Gambardella L'arte do solo. Telefonata. Sì, pronto? Pronto? Buonasera, con chi abbiamo il piacere? Buonasera, sono Buonasera. Daniela da Fuorigrotta. Ciao Daniela, Ciao, buonasera Daniela. a te. Ciao Daniela, Ciao, un saluto a tutti. Grazie. un bacio. Vuoi giocare? Sì, Daniela, a te ti voglio fare. Allora, quanti fagioli ci sono in questo contenitore? Ti faccio vincere una 9.000. bella. Ah? Quanto hai detto? 9.000. No, 9.000? Sì, No, non sono 9.000, sono di meno. Va bene? va bene, ok. Senti, invece di giocare con le buste, a te ti voglio fare un indovinello. Ah, Faccio indovinello facile facile, ti faccio vincere 2 pizze offerte da Alba la Grigliata. bene. Allora, è forte ma non picchia, è corto ma non è basso, è lungo ma non è alto. Cos'è? Cos'è? È forte ma non picchia, è corto ma non è basso, è lungo ma non è alto. Cos'è? È un nano. Come? Sei No, nano. no, mi dispiace, non è. Va bene? Ok, grazie. Ti saluto, buona serata. Ciao. Ciao. Volevo salutare pure a Giuseppe con la fidanzata Valentina, Sì, Ciao Giuseppe, un bacio, a Daniele, a Igua, ciao Igua. Cioè, Maestro, allora questo va dedicato alla signora Maria che compie gli anni il 15 febbraio. Va bene. Insieme al signor Mario Guglielmelli, va bene? Auguroni signora Maria, da parte mia, va bene? E pure a Carmenello Papele, maestro. Va bene. A Maria e a Carmenello Papera. L'arte do solo. Maestro Luca Locca. Questo cuore ma si forge, sempre faccia forgiata. Me ne manda c'è martello, con un cuore incatenato. Ma però sto cuore tuo sta, me la c'era con distante, che martello e fuoco ardente non si vuole fare. Sta canzone per a te, sta canzone per a te. Caterina, 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 Caterina. Voglio parlare di tu solo, voglio parlare di tu solo. Ma fa che la categoria, ma fa che la categoria.
questo cuore mi si forge, sembra di Giulia, mi vuoi fare nella fede, fare nella amarga, ma per forza nella fede, non da mare ci vorrei, la stringhezza mano mia, e sta mano ci trovo. Sta canzone per te, sta canzone per te. Caterina, 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 Caterina. Voglio parlare da sola, voglio parlare da sola. Ma fa che la Caterina, ma fa che la Caterina. Questo coraggio liero, ma può essere per tu.